Ma vediamo un altro tema che è strettamente legato alle ordinanze e ai regolamenti, che forse affrontiamo a volte con un po' di leggerezza, che è il rapporto fra il regolamento, la sanzione e l'articolo 650. Ecco, leggevo con quest'estate le tante ordinanze che hanno fatto i comuni balneari, soprattutto quelli siciliani e quelli sardi, divieto di togliere, di portare della sabbia, parliamo solo delle bellissime specie sarde, delle specie di quarzo, insomma, dove bisogna sbattere le ciabatte, i teli, per evitare di portare via questa sabbia preziosissima, insomma, magnifica, che caratterizza le nostre spiagge. Ecco, tutte queste ordinanze prevedono poi spesso una formulina, diciamo, che la mancata temperanza al divieto comporta l'applicazione dell'articolo 650 del codice penale. Come vedete non ci libereremo mai del diritto penale, insomma, lo mettiamo anche noi spesso nei nostri regolamenti. Ecco, e bisogna dire subito e con forza che al di là di quello che pensano i nostri tribunali, le nostre procure non è così. Perché per il principio di specialità l'articolo 650 si applica solamente quando c'è un'ordinanza non generale, ma c'è un'ordinanza determinata, rivolta proprio a una singola persona, e quando per il principio di specialità non c'è un'altra sanzione. O ancora, cosa ancora diversa, ancora più importante, cosa che spesso ci dimentichiamo, le ordinanze spesso vanno a sanzionare, e anche con l'articolo 650, dei comportamenti che sono leciti in base all'ordinamento, come la prostituzione, il consumo di droga. Il nostro ordinamento sono comportamenti che ritengono leciti e quindi non possono assolutamente essere sottoposti alle sanzioni dell'articolo 650. Guardate che proprio per quel principio di riserva di legge negativo, su questo sia la Corte Costituzionale che la Cassazione si sono espressi molte volte e questo hanno detto. Guardate quella sentenza, è una sentenza del 2004. Ha detto una cosa che tutti noi pensiamo, insomma, classico, insomma, l'applicazione dell'articolo 650 quando per ragioni igienico-sanitarie viene vietato all'imprenditore o a una persona di sversare i guai nei corsi d'acqua. In questo caso cosa ha detto la Cassazione? No, perché c'è già un regolamento comunale che lo vieta per il principio di specialità, di sussidiarietà, di progressione. La sanzione che va applicata è una sanzione amministrativa, non l'articolo 650. In definitiva, per fare chiarezza, l'articolo 650 del codice penale si applica solo alle ordinanze contingibili e urgenti, non alla maggior parte delle ordinanze che sono cosiddette ordinanze ordinarie. Oltretutto si applica a quelle ordinanze che hanno un contenuto provvedimentale, che hanno un destinatario determinato o determinabile. Altro principio importante è proprio quello previsto nelle nostre preleggi. Quindi se vi è, come esiste per l'inquinamento acustico, per l'ambiente, per i regolamenti di polizia urbana, una sanzione, un comportamento che è già definito in maniera tassativa dal regolamento comunale, quello si applica e non si applica il codice penale. Quindi dove possiamo la parte dell'utilizzo del penale lasciamola da parte, veramente.